Quali sono le motivazioni che spingono o allontanano i consumatori italiani verso gli acquisti di vino? Una risposta a questa domanda ha provato a darla la trevigiana Bosco Viticoltori, seguendo un approccio informale e non convenzionale. L'azienda, appartenente al gruppo Cantine Vivo Viticoltori Veneto Orientale, ha infatti realizzato una ricerca di mercato innovativa nel metodo, consistente in un'analisi semiotica delle conversazioni web e social e nell'illustrazione del risultato. Non una relazione scritta, ma uno schema presentato al Vinitaly 2014 con il nome di quadrato semiotico dei wine lovers. L'idea è nata dal fatto che noi siamo convinti che questo calo dei consumi di vino sul mercato nazionale non sia una cosa ineluttabile, ma sia la conseguenza di una strategia del settore che si è rivolto quasi solo all'export e quindi che c'era bisogno di tornare a parlare al consumatore italiano e quindi c'era bisogno di avere una mappa che dicesse, che ci mostrasse la situazione del consumatore italiano di vino. Abbiamo fatto questo lavoro con l'Istituto di Ricerca Squadrati di Milano, che ha questa presentazione molto simpatica, anche molto accattivante, che quindi lo rende anche più facilmente comprensibile. C'è qualcuno che lo prende poco sul serio, in realtà è una ricerca molto seria che si basa sulla scienza della semiotica, che se l'avessimo fatta invece che scritta a mano, scritta a stampa, sarebbe risultata forse più seria, ma è seria uguale, insomma. Il quadrato semiotico disegna appunto una mappa dei wine lovers italiani, catalogandoli in 4 profili che rappresentano altrettanti modelli di consumo. Uno strumento utile ai produttori per comprendere valori e comportamenti legati al bere vino, capace di fornire spunti e interpretazioni inedite sul consumatore contemporaneo. Da questa mappa emergono 4 profili di consumatore che abbiamo denominato Radical, Eno Snob, Socialite e Pane al Pane, caratterizzati da aspettative e atteggiamenti diversi nei confronti del vino e che quindi devono essere coinvolti con delle proposte specifiche dedicate a ognuno. Non ci sono classifiche, non è che Pane al Pane sia meglio di Social, di Eno Snob o di Radical. La cosa bella, secondo me, anche di questa analisi è che ha ridato visibilità alla fascia bassa del quadrato che negli ultimi 10 anni il sistema vitivinicolo italiano aveva un po' dimenticato, concentrandosi solo sulla parte alta, sulla parte sacra. Non è che io devo essere un esperto per forza per poter parlare di vino, io dico sempre che siamo tutti esperti di mangiare e bere perché mangiamo e beviamo da quando siamo nati e abbiamo tutti ragione.